Giuseppe Casagrande è il direttore di Papageno, rivista europea specializzata in enogastronomia e non solo. È stato anche presidente del premio Vergani Ballotto 2010. Com'è andata, presidente? Direi una bellissima edizione, abbiamo avuto un lotto di concorrenti molto agguerrito, il livello qualitativo dei piatti proposti è stato medio-alto, se non in certi casi addirittura eccellente. Ha vinto tra l'altro un ragazzo giovane, non italiano, un ragazzo che è arrivato 7 anni fa dalla Moldavia, ha preso l'arte culinaria dapprima da Franco Favaretto al ristorante Baccalà di Vino di Mestre, successivamente da Marco Boscarato all'Amelia, un ragazzo che ha presentato un piatto molto semplice, molto ben equilibrato e che ha conquistato non solo la giuria ma anche la giuria tecnica ma anche la giuria popolare. Direi un bel augurio per questo giovane che adesso vorrà imparare anche l'arte pasticcera per poi ritornare in Moldavia magari ad aprire un ristorante, lui ha detto, di cucina italiana. Grazie, presidente.